Allora, 1, 2, 3, pronti, via. Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione questa mattina insieme e ospite qui con noi è Giulio Gazzotti alla pivot della Scaligera Basket. Buongiorno Giulio. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto grazie di essere qui con noi, non ti abbiamo buttato giù dal letto, vero? Cioè, se sei No, in no, no, tempo no, no. Sono in fase finale di colazione, quindi tutto a bene, posto. bene, perfetto. Allora, intanto Giulio, secondo anno qui a Verona, la domanda che faccio sempre agli sportivi che vengono e che giocano qui a Verona, come ti trovi? Ma mi trovo molto bene, in generale è un'organizzazione di alto livello, quindi diciamo che non ci manca niente né in campo né fuori. Abbiamo la fortuna di allenarci e di essere sempre in una struttura molto efficiente e quindi diciamo che a livello sia organizzativo per quanto riguarda il lavoro in campo e fuori dal campo, la società non ci fa mancare niente, quindi non si può che stare bene qui a Verona sotto questo punto di vista. E a livello logistico, come ti trovi Verona come città? Com'è? Ma mi trovo bene, è una città molto simile a Bologna come dimensioni, anche come proprio tipologia centro storico rispetto diciamo un po' all'Interland. È una città molto turistica che in alcuni momenti dell'anno un pochino diciamo fa un po' arrabbiare, però ci sta, è una città molto bella da visitare, quindi diciamo che fuori dal campo è una città da scoprire che nel giro di questi diciamo 15-16 mesi che sono qui ho imparato anche ad apprezzare in toto, diciamo. E i veronesi come sono? Che persone sono i veronesi? Ma no, i veronesi molto bene, diciamo in generale è una città viva, è una città, i veronesi vivono la città, quindi è bello anche passeggiare, è bello girare, devo dire la verità, anche a livello proprio professionale mi è capitato di incrociare qualche tifoso, ma sono sempre molto gentili, ma invadenti, quindi diciamo che lasciano anche spazio alla vita privata dei giocatori, quindi devo dire la verità, mi trovo bene sotto tanti punti di vista, insomma. Un'altra similitudine con Bologna potrebbe essere anche questa grande tradizione sportiva. Verona, al di là della Scaligera, che è una delle società storiche del panorama sportivo veronese, ha un panorama e un'offerta sportiva veramente di grande livello. Sì, sì, assolutamente. Noi al palazzetto condividiamo, vabbè, con la pallavolo e con il calcetto e sono riuscito ad andare a vederle entrambi, è stato molto divertente. E poi, vabbè, l'Hellas, che ovviamente è probabilmente l'attrazione principale, giustamente, come poi a Bologna è il Bologna Calcio. Quindi io poi sono grande appassionato, quindi sono andato più volte a vederlo, un bel ambiente. Speriamo che riesca a mantenere la categoria con tutte le cose del caso. Però sì, sì, è una città che respira e vive di sport, quindi diciamo che sotto questo punto di vista, come hai detto tu, ha molte similitudini con Bologna, perché a parte il Bologna Calcio comunque ci sono due squadre di pallacanestro diciamo piuttosto importanti nel panorama cestistico italiano e non, quindi se ne parla spesso, si parla di sport e quindi è una città che vive di sport assolutamente. Ma anche a livello, e qua andiamo un attimino fuori dall'ambito sportivo, anche a livello, mi sembra, culinario, insomma, ci sono delle belle similitudini. Si mangia bene a Verona, si mangia bene a Bologna, quindi Si mangia molto bene a Verona, è chiaro che da bolognese non posso dirti che a Verona si mangia meglio che a Bologna, però si mangia molto bene, diciamo che la ristorazione in generale mi sembra un punto forte della città come lo è da me, insomma, quindi il fatto che si riesca io devo dire la verità, nei ristoranti in cui sono stato ho sempre mangiato benissimo, quindi sotto questo punto di vista assolutamente concordo con la tua tesi, insomma. senti, torniamo in campo, dai, adesso dopo questa Sì. divagazione culinaria, e non ho parlato di vini perché anche lì si aprirebbe un Dai, ecco, mondo, vino quindi non me ne intendo più di tanto, quindi assolutamente è bene. meglio che non ne parliamo. Allora siamo a posto. Senti, Giulio, che squadra è la Scaligera di quest'anno? Al di là, non guardiamo la classifica perché la sappiamo, è un campionato difficile, la 2 è una classifica sempre in continuo cambiamento, ma il vostro spogliatoio, che spogliatoio è? Ma è una squadra di ragazzi giovani, di ragazzi lavoratori, perché comunque noi lavoriamo veramente tanto
che è poi giusto, perché comunque quando si ha un'età media così bassa, come sottolinea sempre il coach, intorno ai 25-26 anni, è normale che i margini di miglioramento siano più ampi rispetto a una squadra magari di tutti over 30. È una squadra di ragazzi seri, come ho detto prima. È chiaro che poi, come tutte le cose, c'è un rovescio positivo e un rovescio negativo della medaglia. Io credo che in generale si possano fare tante considerazioni, però credo che l'impegno e la dedizione di noi tutti ad affrontare la stagione nel miglior modo possibile credo non sia mai mancata, e credo sinceramente che sia una di quelle cose che poi il pubblico apprezza di più. Poi è chiaro che tutti noi vorremmo fare il meglio possibile, che tutti noi vogliamo raggiungere gli obiettivi più alti possibili, però bisogna anche riconoscere, secondo me, la capacità di questo gruppo di adattarsi anche a un campionato nuovo, perché la formula del campionato è nuova, tantissime partite ravvicinate, tantissime squadre molto attrezzate, quindi è un livello che secondo me è anche cresciuto negli ultimi anni. Quindi al netto di tutte queste cose io posso parlare solo bene dei miei compagni, anche perché anche per le vicissitudini che abbiamo avuto nell'ultimo periodo e inizio anno stiamo cercando di reagire nel modo migliore. Quindi io lo vedo come un gruppo sano che lavora e che è focalizzata sull'obiettivo, insomma. Ecco, l'assist me lo fai tu, io volevo evitare, però insomma l'assist me lo fai, insomma c'è stato questo cambiamento, insomma Pullen che non si è integrato era abbastanza evidente, no? Nel gruppo non era forse il trascinatore che vi aspettavate. Voi come avete vissuto questa situazione? Ma ripeto, non è un argomento tabù, anzi, cioè, Jacob è un ragazzo fantastico, noi siamo trovati benissimo a livello proprio umano, perché se pensi all'esperienza, io vabbè, personalmente avevo già giocato con giocatori diciamo di quel livello lì, però comunque come hai detto tu scende in A2 e tutto, uno che è stato MVP della Coppa Italia dell'anno scorso, invece devo dire che a livello di atteggiamento, a livello di persona, proprio nulla da dire, cioè assolutamente, anzi per certe cose ha cercato anche un po' di aiutarci. Semplicemente per come la vedo io, credo che questo non sia un campionato adatto per quelle che potevano essere le sue caratteristiche, soprattutto lui è un giocatore diciamo magari un pochino avanti con l'età, che in questo momento, lo vediamo poi a Napoli adesso, preferisce essere un po' forse un secondo o terzo violino piuttosto che il primo finalizzatore ogni volta, che è un po' quello che noi abbiamo cercato di fare con lui all'inizio. Non c'è molto da dire, cioè ci sta che le cose che non siano andate bene, però io posso solo che parlare bene di lui a livello di compagno di squadra. Ecco. Sicuramente, per concludere il ragionamento, un giocatore come Zek, un po' per l'età, un po' per l'esperienza, perché comunque lui è uno che ha già fatto questo campionato e l'ha anche vinto, quindi è sicuramente più congeniale, diciamo, all'idea generale di gruppo e di squadra che abbiamo. Ecco. Certo, assolutamente. L'analisi che fai tu è assolutamente quella che volevo proporti. Non si discute a livello umano, ma a livello di un contesto di gioco e di gruppo. Ecco, hai spiegato molto bene quello che non è funzionato appunto con Pulling. Senti, obiettivi stagionali, io penso che i playoff siano l'obiettivo che volete raggiungere e che tutto sommato è assolutamente nelle vostre corde, nonostante queste magari altalene, questi alti e bassi, ma che mi hai già detto tu, giustificati anche dal fatto che la squadra è giovane e che il campionato è molto complicato e che ci sono squadre sicuramente più attrezzate con dei roster più lunghi anche. Ma guarda, la squadra è giovane e io poi non sono uno assolutamente che cerca alibi come non li cerca Alessandro Ramagli, però noi oggettivamente veniamo da un fine anno, quindi diciamo dalla seconda metà di dicembre e i primi 20 giorni di gennaio a livello fisico molto 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 complicati, perché abbiamo avuto vari infortuni, tra cui anche il mio, tra cui quello di Lollo Penna e quello di Palumbo, in ultimo anche Teo Rimbuva, una serie di problemi influenzali non da ridere, perché quando un giocatore ha 39 di febbre per una settimana non si può aspettare che arrivi, che poi sono cose che succedono, non è quello, dico semplicemente che la concomitanza di tutte queste cose, a mio modesto parere, ci ha fatto perdere
diciamo, stretto 4 punti che secondo me potevano essere d'oro in un momento come questo, perché noi quando la società decide di cambiare pool con Zec, secondo me abbiamo intrapreso fin da subito un percorso, diciamo, diverso, e secondo me si è visto. E dopodiché abbiamo passato veramente un mese, 20 giorni, un mese, dove abbiamo fatto degli allenamenti 3 contro 3. Quindi io capisco che insomma non è assolutamente una scusa, però come ho detto prima, in una squadra giovane che ha bisogno di allenarsi, che ha bisogno di trovare anche dei nuovi meccanismi, perché ripeto, comunque quando cambi un giocatore abbiamo avuto un periodo molto complicato, siamo rimasti comunque assolutamente in linea con gli obiettivi, perché ripeto, io credo che se si valuta il livello generale del campionato, tolte probabilmente un paio di squadre, secondo me siamo tutte lì. Poi ripeto, se avessimo avuto 2-4 punti in più saremmo stati tutti molto più contenti, però a mente fredda onestamente penso di poter dire che in questo momento sono punti che ci mancano, ma perché abbiamo affrontato un periodo molto complicato, insomma. Hai detto, classifica molto omogenea, il livello, quelle due o tre squadre che un po' si distanziano, si distaccano obiettivamente, quali sono, secondo Ma te? io ad Per quelli che hai oggi, visto, per quello che hai visto sì, anche. sì, le abbiamo viste tutte, quindi, ma io ad oggi molto sinceramente vedo Udine probabilmente favorita perché ha 10 giocatori, 10 che hanno già giocato questo campo, cioè non ha rookie sostanzialmente, neanche negli americani, perché Xavier è un giocatore che è stato qui, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché Iki secondo me è la play guardia americana più forte del campionato, a livello USA intendo, e il resto ha tutti giocatori magari non primissime punte, però giocatori che hanno già giocato questo campionato, che lo giocano da tantissimi anni, che l'hanno già vinto, e quindi in questo momento hanno avuto problemi di infortunio anche loro, sono riusciti a sopperire tutto, quindi ad oggi la vedo un po' come squadra favorita. Vedo Cantù e Rimini probabilmente in questo momento un po' in flessione, e onestamente vista da fuori per me in questo momento la Fortitudo è la seconda squadra più forte del campionato, perché oggettivamente non me ne voglia il mio amico Cagnardi, però Kai ha dato onestamente un boost importante, cioè la vedo come una squadra molto molto quadrata, una squadra forte che ha migliorato la panchina rispetto all'anno scorso, che è stata priva di Pietro Aradori inizio anno, però Pietro non è un giocatore che dici c'è o non c'è, è uguale, insomma, quindi la vedo onestamente in questo momento in gas, quindi è una squadra che alla lunga secondo me migliorerà ancora, probabilmente non lotterà per la promozione diretta, ma è una squadra che ai playoff onestamente preferirei evitare. Certo. Senti Giulio, in chiusura, vuoi mandare un messaggio ai tifosi? Perché poi dopo, è vero, i tifosi sono al palazzetto, vi sostengono, però sono anche i primi ad essere delusi quando le cose non vanno bene, magari sono troppo umorali a volte e magari si scadono, lo vediamo anche sui social, magari in battibecchi e polemiche inutili. Ecco, vuoi mandare un messaggio a questi tifosi che vi seguono comunque sempre con grande passione? Ma sì, questo assolutamente, perché sono venuti fino a Nardò, sono venuti ad Avellino, quindi è un pubblico presente che ci segue molto anche a Palazzetto, ma io devo dire la verità, da giocatore onestamente non c'è niente di cui lamentarsi dei nostri tifosi, perché comunque almeno per quello che vedo io a Palazzetto, vedo un sostegno costante per 40 minuti, poi oggettivamente ci sta che il tifoso a volte non sia contento ed fa parte del gioco e ci mancherebbe che qualcuno andasse a dire qualcosa. Credo molto sinceramente, penso che se continuiamo a lavorare come stiamo facendo nelle ultime 2 settimane, penso che sia apprezzabile il fatto che è una squadra che comunque lotta su ogni pallone, che non molla mai, che ha dei limiti, perché non è che stiamo qui a nasconderci dietro un dito, però io da tifoso vorrei che la mia squadra desse il 100% tutte le volte, quindi io credo che se noi possiamo continuare così possiamo anche toglierci delle soddisfazioni, perché comunque, ripeto, siamo in linea con gli obiettivi. Ecco, è chiaro che io
vorrei sempre più gente a palazzetto, però non siamo neanche nella situazione, nella condizione di doverci lamentare assolutamente, perché ripeto, da quello che ho visto io, da quello che sento io da un anno e mezzo che sono qua, io sempre al palazzetto ho ricevuto sostegno da parte di tutti, ma intendo io come squadra, cioè non io Certo. personale, poi quando riusciamo facciamo sempre anche il girocampo, vediamo molto affetto, quindi io onestamente chiedo solo ai tifosi di continuare così e di starci vicino, perché comunque più la squadra è giovane, più chiaramente ha anche bisogno del sostegno del pubblico. Ecco. Giulio, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ti lascio andare a fare allenamento, spero di non averti portato via troppo tempo, sei in orario, cioè, ci siamo, No, no? perfetto, è stata una bella chiacchierata. Ottimo, grazie mille Giulio, Giulio Gazzotti alla pivot della Scaligera Basket, buon campionato e buon divertimento, io penso che sono due gli elementi, no? Divertirsi, anche se si è professionisti, divertirsi Assolutamente. e dare il massimo, poi l'equazione non sempre combacia, però quasi sempre 1 + 1 fa 2, quindi buon Assolutamente. divertimento e buon tutto, dai. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. È Ci stato un vediamo, piacere. grazie. Grazie Ciao, a te. grazie, ciao Ciao. ciao.